Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un viaggio verso l'ignoto ai limiti della percezione sonora, in cui il suono sarà disponibile anche per i non udenti, con ogni parte del proprio corpo ideato dal compositore Gabriele Marangoni. Uno spettacolo inedito in programma al Teatro Massimo di Cagliari come anteprima del Festival Internazionale Jazz in Sardegna, European Jazz Expo, in scena dal 6 all'8 ottobre. Il progetto, evento speciale di apertura della manifestazione giunta alla sua 43esima edizione, è il risultato di una ricerca e di un'azione d'avanguardia finalizzata a rompere le barriere tra udenti e non, tramite la creazione di uno spazio in cui il corpo diventa l'elemento fondamentale attraverso cui avvertire frequenze sotto la soglia dell'udibile. Domani si debutta con la 43esima edizione del Festival del Jazz, è un appuntamento con un'anteprima speciale, quella di Silent. Di che cosa parliamo? Di un evento davvero speciale, tant'è che l'abbiamo dovuto anche isolare un pochino dal contesto del festival perché comporta anche problematiche tecniche non indifferenti. Noi con la musica abbiamo sempre tentato di abbattere ogni barriera geografica, culturale, sociale. Questa volta ci cimentiamo con qualcosa di più impegnativo, che è abbattere una barriera sensoriale, perché questo è un esperimento condotto dal maestro Marangoni, un esperimento che ha già avuto delle realizzazioni significative, dove dei non udenti eseguiranno degli spartiti e dei non udenti parteciperanno all'evento. Il tutto tramite le vibrazioni che la musica trasmette, l'onda sonora. E mi fermo qui perché poi tutto il resto ce lo racconterà il maestro Gabriele Marangoni, che è l'autore del progetto. Ovviamente per noi è stato intrigante, insomma, partecipare e sponsorizzare, patrocinare questo evento, perché lo consideriamo uno dei compiti fondamentali dei festival, che devono reperire risorse per includere anche chi apparentemente non può essere incluso. Un'opera sonora che vede in dialogo musicisti che mi piace definire tradizionali con dei performer sordi. È un'opera che, facendo anche un uso di una tecnologia, diciamo, consapevole e al servizio dell'uomo, abbatte le barriere di fruizione, abbatte barriere di comprensione tra, in questo caso, persone udenti e sordi, in quanto c'è proprio uno scambio. E anche dal punto di vista del pubblico, sia persone udenti che sorde potranno seguire e partecipare all'opera, perché si andrà a usare il suono nella sua regione più primitiva, quella più vera, ossia della vibrazione. E grazie ad un sistema tecnologico l'intero teatro verrà trasformato in una cassa di risonanza attraverso l'uso anche di frequenze al di sotto della soglia di udibilità per tutti. Quindi sarà un'esperienza veramente primordiale di percezione sonora, entrando in un universo che è appunto l'universo sonoro dei sordi, che è fatto non di solo silenzi, ma di percezioni differenti rispetto al nostro.
Quando è nata l'idea di un progetto così particolare? L'idea è nata nel 2014. Avevo iniziato a lavorarci e poi nel 2017 sono riuscito a farla produrre, in questo senso dal Festival Aperto di Reggio Emilia, che ha partecipato al progetto, e lì abbiamo fatto la prima. Dopodiché questo progetto si è mosso, diciamo, si è spostato, è stato rifatto al Teatro LAC di Lugano, poi al Festival Ars Elettronica in Austria, a Torino e adesso a Proda a Cagliari. Buonasera, bentornati, buonasera Valerio. Oggi ritorna ai nostri microfoni, alla nostra telecamera, la dottoressa Maria Pia Orru per parlare di salute in una chiave anche di stagionalità. La stagione estiva si è conclusa da qualche settimana, ma le temperature non sono ancora autunnali. Diciamo che la stagione estiva sta ancora continuando, viste soprattutto le temperature. E qui però l'organismo è molto stanco dall'estate passata, per cui è ora di cominciare a pensare all'autunno e poi all'inverno, ma prima di tutto l'autunno, che è una stagione di transizione, ma l'organismo esce fuori da un'estate abbastanza provata, visto il caldo e l'umido che abbiamo avuto l'estate scorsa. Per cui è utile fare un piccolo check di quello che è l'organismo e fare iniziare a preoccuparsi di stimolare di nuovo il sistema immunitario per affrontare bene tutte le patologie invernali. L'estate ci permette di godere appunto della bella stagione e quindi anche la pelle con le creme, quindi non soltanto quello che noi ingeriamo, quindi il cibo, ma anche l'esterno. L'autunno invece ci copriamo un po' di più, ma anche lì bisogna anticipare con la prevenzione. Ti ringrazio Umberto, perché la pelle, soprattutto dopo essere stata aggredita dal sole, dal vento, dagli agenti atmosferici estivi, ha bisogno anche la pelle di essere ricostituita. Quindi in farmacia ci sono degli ottimi prodotti che aiutano proprio a rinutrirsi. Quindi è bene fare alla fine dell'estate dei trattamenti che possono aiutare a rinutrire la pelle dopo essere stata, ripeto, tante ore al sole, perché ci piace la bronzatura a noi sardi. Dottoressa, al di là di quelli che sono i percorsi naturali della stagione invernale con le vaccinazioni e quelle che è l'indotto, come ci si può tutelare anche da un punto di vista di nutrizione, ma soprattutto di approccio a quello che è la stagione invernale? Allora, molto importanti sono gli integratori, i primi fra tutti i fermenti lattici, che aiutano, soprattutto se noi abbiamo un intestino sano, abbiamo un sistema immunitario che funziona molto meglio, quindi è consigliabile all'inizio adesso dell'autunno fare dei cicli di fermenti lattici. È molto importante l'echinacea, che è una pianta che va usata a cicli però, perché non si può usare continuativamente, che aiuta a stimolare le difese immunitarie per le patologie invernali, quindi in preparazione. È molto importante la vitamina D, anche questa stimolatrice delle difese immunitarie, e in farmacia, come sapete, con il consiglio del vostro farmacista di riferimento, ci sono tantissimi integratori che possono aiutare l'organismo a superare bene, ad affrontare bene l'inverno e tutte le patologie invernali. Ecco, il farmacista che è un punto di riferimento, l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti, nei piccoli centri della Sardegna, ma anche in tutte le città dell'isola, e soprattutto è una tradizione della quale non si può fare a meno. Diciamo che la farmacia in questi ultimi anni ha assunto veramente un ruolo importante, a parte gli ultimi episodi, insomma quello che è successo negli ultimi 3 anni con il Covid, dove comunque la farmacia è sempre rimasta aperta e punto di riferimento importante per il paziente. Col fatto anche che scarseggiano i medici, non dimentichiamoci che abbiamo alcune zone della Sardegna, soprattutto i piccoli paesi, dove ancora non si riesce a nominare un medico, per cui diventa ancora più importante il ruolo del farmacista, della farmacia, che se può risolve, se non può naturalmente manda al medico, al pronto soccorso, insomma riesce a fare comunque una prima analisi per capire se quello che sta succedendo al paziente, al cliente, è da gestire in autonomia oppure da gestire insieme con il medico.
Abbiamo notato anche un cambiamento da un punto di vista logistico delle farmacie, al di là delle aperture H24 o di quello che può essere la funzionalità nelle ore notturne delle farmacie di turno. Abbiamo notato anche una nuova estetica proprio per dare sempre di più un impatto ai cittadini. Diciamo che le farmacie stanno crescendo sempre come punto di riferimento del servizio sanitario, ci sono nuovi servizi, c'è la telemedicina, ci sono le analisi di prima istanza, che sono tutti i servizi che un po' vuoi per il Covid, un po' vuoi perché, ripeto, i medici sono sempre di meno, si fa fatica ad accedere a determinati servizi, elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio, una semplice misurazione del colesterolo ad esempio per controllare se la terapia sta funzionando. Basta entrare in farmacia, nelle farmacie non si fa fila, si entra, c'è sempre il farmacista a disposizione, per cui questo è un ottimo, diciamo che è un'ottima crescita per la farmacia, oltre naturalmente al farmaco che comunque rimane il nostro lavoro principale, quello di dispensare il farmaco con i corretti consigli. Un altro servizio che voi fate, mi corregga se sbaglio, è la distribuzione dei freestyle per i diabetici, che ha avuto un incremento importante da quando la gestione è passata a voi. Eh sì, perché un conto è distribuire freestyle a pazienti diabetici in tutta la Sardegna attraverso le farmacie, un conto attraverso le ASL che hanno pochissimi centri di ritiro. Noi siamo passati abbiamo iniziato a novembre dell'anno scorso, dai 3.000 freestyle distribuiti a novembre a circa 20.000 freestyle distribuiti a giugno-luglio, insomma è stato molto importante, quindi l'accesso più facile e più semplice per il paziente attraverso le farmacie, diciamo che è stata senz'altro una carta vincente per i pazienti diabetici. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
I dati del report dell'Osservatorio della Federazione Agenti Immobiliari Professionali evidenziano che nel 2022 i livelli di compravendita nel settore residenziale regionale non si registravano da oltre 20 anni. I valori di mercato sono risultati sostanzialmente stazionari, salvo aumenti nei grandi centri urbani generati da una domanda che rimane alta a fronte di un'offerta sempre più ridotta, sia in relazione alla vendita che all'affitto. Per l'uso non abitativo si registra invece un andamento delle compravendite e dei prezzi sostanzialmente in linea col 2021. Se il mercato immobiliare si conferma in significativa crescita, nei grandi centri urbani nel report si evidenzia un incremento in modo marcato per Sassari, lieve per Cagliari e Oristano, mentre un decremento per il capoluogo di Nuoro. Preoccupa la scarsità dell'offerta di case sia da vendere che da affittare, soprattutto nelle città universitarie e a forte vocazione turistica, che potrà determinare un ulteriore rialzo dei prezzi, ma le prospettive per il 2023 rimangono positive. Il mercato, che se ne dica, tiene. Ovviamente c'è una leggera flessione, tutti i vari accadimenti, la ex pandemia, ormai si può chiamare così, la guerra, un po' la percezione dell'aumento dei tassi chiaramente destabilizza il mercato, ma è fisiologico. Le curve di mercato sono quelle dell'immobiliare classiche, io sono della vecchia guardia e 30 anni fa si vendevano le case col 24% di tasso. Era un'altra realtà, c'era la scala mobile, c'era un mercato diverso, c'era più energia. Adesso probabilmente tutto questo, io lo chiamerei anche terrorismo mediatico, non fa sicuramente bene, ma non al nostro settore, in generale all'economia italiana. Volendo fare una distinzione tra quello che è la vostra federazione, il lavoro che porta avanti a livello professionistico e tra virgolettato quello privato, le persone però chiedono sempre affidabilità e quindi la vostra federazione in questo dà molto aiuto alla popolazione. Assolutamente, noi abbiamo un occhio di riguardo verso i consumatori che sono il nostro obiettivo. Noi abbiamo un protocollo che si chiama una FIAIP che parte da una perizia, una valutazione dell'immobile con determinati crismi di mercato, giustificati, con dei comparabili del realmente venduto, per poi andare avanti con dei contratti che sono depositati in Camera di Commercio. Ecco, mi ha dato il là per una piccola chiosa. Se la Camera di Commercio facesse qualche controllo in più per quanto riguarda gli abusivi del mercato, che sono moltissimi, ma non sono solamente persone pensionati, purtroppo ci sono altri settori che utilizzano il nostro bacino per i loro affari. Purtroppo alla fine della fiera chi è che ne perde? Non certamente noi, o perlomeno in maniera molto risicata, ma il consumatore che non è tutelato. Noi abbiamo un'assicurazione obbligatoria che ci tutela. Ecco, questo dovrebbe essere compreso dalle istituzioni. Il mercato immobiliare quest'ultimo anno è cresciuto leggermente per quanto riguarda la provincia di Cagliari, la ex provincia di Cagliari, quindi parliamo di Cagliari e area metropolitana. Come prezzi siamo stazionari per il momento. Diciamo che la situazione è determinata da vari fattori che vengono dall'esterno del settore immobiliare. Le proiezioni per l'anno prossimo come saranno? Allora, le proiezioni per l'anno prossimo sono quelle di un incremento sia nelle compravendite che nelle locazioni, in particolare per le grandi città. Quelle che sono a traino sono la città di Cagliari e la città di Sassari. Le chiedo, il Covid che ci ha lasciato qualche tempo fa, fortunatamente, ha modificato il fatto di trovare anche o cambiare abitazione più vicino al posto di lavoro piuttosto che vicino alla famiglia? Allora, per quanto riguarda il posto di lavoro non è stato modificato in quanto con lo smart working, quindi chi ha un posto di lavoro anche distante 100 km può rimanere tranquillamente a casa. Quello che è stato modificato è l'avere a disposizione un ambiente esterno ampio, visto che abbiamo passato 2 mesi, 3 mesi chiusi all'interno dell'abitazione, quindi dei terrazzi, dei balconi ampi, oppure avere il giardino, e poi avere anche una stanza in più. La stanza in più voi per il ragazzo quando si studiava da remoto, voi per i dipendenti
enti pubblici / privati che lavoravano in smart working. Ci sono tuttora alcune pubbliche amministrazioni che ancora permettono lo smart working. Quindi le due possibilità sono in pratica aumentare gli ambienti abitativi e le superfici esterne. I numeri sono importanti, sono fondamentali per l'osservatorio di un segmento importante come il vostro, ma le chiedo, la figura degli agenti immobiliari è sempre più performante? Allora, è molto più performante voi perché il consumatore giustamente e correttamente è più, se mi passate il termine non molto elegante, studiato, nel senso che oggi con gli strumenti informativi e informatici è possibile avere degli elementi di studio o di mercato e anche conoscitive, tecniche e giuridiche che prima probabilmente era più difficile andare a recuperare. Pertanto, quindi sollevando anche il livello culturale del consumatore, giustamente e correttamente anche il professionista deve essere più performante. Osservatorio immobiliare 2022-2023, l'importanza di questi dati che servono non solo ai professionisti ma anche alla popolazione. Certo, l'osservatorio immobiliare è una sintesi, un documento di massima espressione per la nostra organizzazione perché appunto, come dicevi, è un documento che usano non solo i professionisti e non solo i cittadini. Dunque risulta essere uno studio che approfondisce temi come quelli della compravendita e delle relative transazioni e approfondisce anche quelle che sono le difficoltà intrinseche sulla ristrutturazione, sui tassi di mutui che stanno aumentando e quelli che sono anche i problemi legati all'inflazione dovuta alla guerra in Ucraina che ha reso una proprietà di acquisto del cittadino molto in difficoltà, insomma. Quindi il settore ovviamente risente del geopolitico, risente dell'inflazione, risente delle problematiche di un paese e anche i bonus sulla ristrutturazione sembravano un buon salvacondotto, però in realtà poi c'è stata contrazione, quindi è importantissimo informare chi si accinge a comprare, vendere o affittare una casa. Beh sì, è molto importante proprio perché andando per gradi, intanto la geopolitica economica sicuramente ha dato dei chiari segnali di difficoltà, seppur comunque lievi, sull'immobiliare turistico. L'Italia gode del turismo ancora di più poi in Sardegna proprio perché insomma, abbiamo un'insularità e quindi tutte le problematiche sono sempre un po' più accentuate. Riguardo all'edilizia, riguardo ai bonus edilizi, è molto importante che l'agente immobiliare professionale dia un'attenzione ai prezzi di compravendita perché in questo momento, considerato che l'utente e quindi l'acquirente che acquista un immobile si trova in difficoltà a causa dei tassi elevati e della contrazione dell'inflazione, ha bisogno di sapere quelli che sono i costi sulla ristrutturazione, che talvolta è difficile da gestire e da portare avanti. Dunque, con un processo di ragionamento a ritroso, il prezzo deve consentire in quei immobili che hanno un grado di ristrutturazione a poter essere accessibili per il cittadino che lo compra, perché oggi si compra non più col famoso 500 euro a metro quadro, ma siamo arrivati a 600-620 euro a metro quadro, poiché gli elementi costruttivi sono aumentati, la domanda è aumentata a causa dei bonus e quindi è da sostenere questo. Dell'osservatorio sardo, ma l'osservatorio italiano che stato di salute ha? Allora, l'osservatorio italiano ha avuto una piccola diminuzione delle vendite, però a livello diciamo generale sicuramente stiamo andando molto meglio del 2019 e visto che siamo in Sardegna, la patria della seconda casa, invece il mercato della seconda casa va molto bene, c'è stato un aumento, la seconda casa è molto gettonata, non aiutano i tassi, però in genere chi compra la seconda casa lo fa con le proprie risorse, quindi ricorre poche volte al mutuo e se ci ricorre è per importi assolutamente abbordabili. Per cui devo dire che il mercato va bene,
è sicuramente la Sardegna è la massima rappresentanza del mare italiano, per cui sicuramente avrà grande spazio anche nel 2024. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, cioccolfette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nella sede cagliaritana del Banco di Sardegna l'evento finale di un progetto promosso e finanziato da Coop Fond e da Lega Coop regionale, coordinato da Generazioni Lega Coop Sardegna, che ha coinvolto diverse realtà territoriali e anche in questa occasione è stato reso possibile grazie alla partecipazione tecnica e finanziaria di numerosi partner. Un incontro che ha avuto come temi il lavoro e lo sviluppo sostenibile, due dei principi fondamentali del progetto. La seconda edizione di Coop Startup Sardegna ha visto la presenza di 25 progetti di startup cooperativa con il coinvolgimento di 70 potenziali soci, di cui 40 donne e 45 giovani under 40. Le 4 cooperative premiate sono la Comunità Agricola Mussura di Seneghe, Noi Altri Cooperativa Sociale di Assemini, Accessibilità e Traduzione Audiovisiva, Cooperativa di Comunità Borghi Solari. È passato un anno dal primo appuntamento, si può fare già un primo bilancio oggi che è il secondo. Sì, oggi concludiamo la seconda edizione di Coop Startup, che è un progetto che racchiude tutte le nostre migliori intenzioni nel mandato che portiamo avanti, quindi la creazione di nuova cooperazione, il coinvolgimento dei giovani nella cooperazione e la formazione cooperativa. Il progetto ha avuto un ottimo successo, vengono premiate 4 start-up cooperative con un contributo a fondo perduto da parte di Coop Fond e vengono costituite 10 nuove cooperative composte per la maggior parte da giovani e da donne e provenienti da tutti i territori della Sardegna, sottolineo in particolare dalle zone più periferiche. Questo era un nostro obiettivo. Cooperative di quale settore? Questa è la curiosità. Allora andiamo dalle cooperative di comunità, che quindi mirano a creare servizi nei territori dove i servizi sono più carenti, fino a cooperative sociali come quelle dell'inclusione nel mondo del lavoro, ad esempio una gastronomia inclusiva, e poi cooperative che vanno a riportare in alcuni territori mestieri che un po' si sono persi, come quello della viticoltura, ad esempio, con la cooperativa di comunità agricola Mussura, che impegna i giovani nel lavoro delle vigne e la produzione di vino. Dottor Schirru, guardando la platea di questo secondo incontro, ci accorgiamo che il 70% sono donne. Sì. Questo perché noi abbiamo previsto delle premialità all'interno del bando per stimolare la partecipazione femminile al mondo dell'impresa e di conseguenza al mondo del lavoro, e crediamo che le donne che hanno partecipato diano una grande qualità in più ai progetti di cooperativa che vengono premiati. Qual è il grado culturale di questi ragazzi nuovi cooperatori? Il grado culturale è di un ottimo livello, in più la Lega Coop insieme a Coop Fond ha garantito un percorso di formazione cooperativa di 20 ore che sono state abbastanza intense, hanno coinvolto tutti i giovani, le donne e i componenti dei gruppi,
che così hanno potuto implementare il loro bagaglio culturale anche dal punto di vista cooperativo dell'impresa, della modalità di gestione operativa di un'impresa cooperativa. Concludiamo con la domanda più difficile. A cosa si deve il successo della cooperazione nella nostra regione? Ma penso che si debba alla necessità di un lavoro di maggiore qualità, al fatto che le persone vogliono lavorare insieme, cooperare per probabilmente rispondere a quelle che sono le carenze causate molto spesso dalla mancanza di servizi statali, regionali, dei comuni. Quindi le persone si associano, si mettono insieme per dare maggiore qualità alla vita nelle città e nei territori. Quando parliamo di cooperazione, di aziende che nascono, di start-up, c'è bisogno di un aiuto economico. Qual è il vostro rapporto con gli istituti di credito? Ma intanto il nostro fondo mutualistico Coop Fund in questo caso ha messo a disposizione circa 20.000 euro per dare dei contributi che servono per avviare queste attività di impresa e chiaramente per tenere in piedi tutto il percorso di formazione, di costruzione dei business plan, di consulenza. Devo dire che i partner più importanti in questo progetto sono stati il Banco di Sardegna, Coopfin e Fidicoop, che hanno messo a disposizione, oltre a risorse e contributi a fondo perduto, anche tutte le loro forme di garanzia, microcredito, prestiti agevolati in grado di far sì che i giovani possano avviare un percorso di impresa e quindi lavorare in Sardegna. Abbiamo lasciato il coordinatore regionale Michele Schirru ed eccoci con il coordinatore nazionale di generazioni. Raccontiamo al nostro pubblico, quando parliamo di generazioni, che limiti e quindi qual è la fascia di età interessata? Allora, la fascia di età che rappresentiamo è quella degli under 40, quindi giovani cooperatori e giovani cooperatrici di Lega Coop o dell'associazione o delle cooperative aderenti. Nel corso dei lavori è emerso che in Italia siete in 700 a operare in questo settore. Quali sono i settori dove c'è più interesse nel mondo della cooperazione? Allora, per quanto riguarda il target giovanile, diciamo che molto interesse, insomma, il sociale forse è il settore che è proprio più motivante anche per i ragazzi, ma negli ultimi anni stiamo riscontrando anche nella produzione del lavoro un grande interesse e soprattutto un interesse grande per una tematica trasversale che è quella della transizione ecologica. Quindi sulla transizione, sulla sostenibilità legata all'inclusione c'è grandissima attenzione. Il mondo della cooperazione, ne parlavamo con il coordinatore Schirru, in Sardegna ha grande successo. Nella sua regione, in Abruzzo? Sì, l'Abruzzo anche, ovviamente è una piccola regione anche rispetto alla Sardegna, però c'è quella vivacità che un po' ci contraddistingue su tutti i territori. A livello nazionale poi in particolare noi portiamo avanti le questioni anche del ricambio generazionale, che poi è un principio cooperativo nell'associazione e nelle reti nazionali di giovani a cui partecipiamo. Una cosa molto interessante che prende avvio proprio da questi giorni in Sardegna è un percorso di formazione itinerante chiamato Coop di più, l'acronimo di Cooperare di più, che intende dare delle risposte ai bisogni formativi che i giovani riscontrano nel lavoro quotidiano nelle cooperative, e cominciamo proprio dalla Sardegna facendo un focus sulla sostenibilità. Quindi è importante sottolineare il fatto che tra i vostri compiti principali come generazione è quello di formare chi è interessato a entrare nel mondo della cooperazione. Sì, proprio una delle missioni, oltre a quella di lavorare sul ricambio generazionale, è quella della formazione, e proprio per questo con il supporto di Lega Coop Nazionale e di Coop Fund, che è il fondo mutualistico, cominciamo dalla Sardegna questo percorso di formazione che interesserà varie regioni italiane nei prossimi mesi, vari cooperatori e cooperatrici sempre under 40, e soprattutto andremo a fare dei focus specifici territorio per territorio. È un segnale che cominciamo dalla Sardegna proprio sulla tematica della sostenibilità, che è quella che al momento, come dicevamo prima, è proprio la più sentita, la più forte. Un'ultimissima cosa, le istituzioni fino a che punto sono vicine al vostro lavoro?
Allora, ovviamente con le istituzioni c'è un dialogo continuo su tutte le tematiche, c'è un confronto diretto anche per quanto riguarda le giovani generazioni, quindi laddove si presentano soprattutto progetti virtuosi e impattanti vediamo che le istituzioni rispondono bene. Noi poi a livello nazionale conduciamo anche un altro lavoro che è quello di rappresentanza del movimento cooperativo dentro il Consiglio Nazionale dei Giovani, che è l'organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tematiche giovanili, sulle politiche giovanili, e anche lì insieme alle altre organizzazioni c'è molta attenzione al nostro settore cooperativistico, il che ci fa insomma ben sperare anche per un futuro in cui magari per le giovani generazioni la cooperazione è un po' lo sbocco naturale della trasformazione di una propria idea imprenditoriale, quindi noi siamo a disposizione e lavoriamo per questo. Chiudiamo questo speciale dedicato dopo un anno, dopo 12 mesi a generazioni di Lega Coop. Mi sembra che ci sia grande movimento tra gli under 40. Sì, fa piacere sapere che in Sardegna ancora si vuole fare impresa cooperativa con tanti giovani, 25 progetti presentati. Li abbiamo anche ammessi tutti alla formazione perché al di là di quelli che premiamo oggi anche con servizi oltre alla parte economica vogliamo sostenere anche quegli altri progetti, alcuni sono realmente interessanti. È stato messo anche un limite, un vincolo, non si potevano presentare progetti su tutto, quindi era finalizzata all'innovazione, all'impresa in campo sostenibile, alle imprese nelle aree anche più marginali della nostra regione o soggette a spopolamento. Abbiamo incontrato il Presidente Assori anche in occasione del vertice promosso dalla Regione con gli assessorati dell'industria e dell'ambiente sul discorso che riguarda l'energia, questo probabile assalto dell'eolico, del fotovoltaico, dell'energia green a questa regione. Così come era stato previsto ai tempi del governo Draghi, Sardegna è laboratorio nazionale. Il mondo della cooperazione come vede questo progetto? Il mondo della cooperazione è aperto a qualsiasi progetto che possa essere utile a far crescere dal punto di vista sostenibile questa terra, però da tutti i punti di vista, quello economico, quello sociale, oltre che quello ambientale. Riteniamo però che sia mancata una discussione su questo tema. La Sardegna è appetibile non perché chissà per come, perché c'è il vento e perché c'è il sole, perché c'è un territorio vasto. Per la prima volta in Italia si scelgono le quote per regioni partendo dalle dimensioni territoriali. Su tutte le altre misure si parte dal numero della popolazione. Quindi adesso forse i buoi sono già usciti dal recinto, ma ancora bisogna intervenire soprattutto sul regolamento che esso è stato fatto al Ministero, dove bisogna individuare le aree non idonee. Ecco, noi siamo un territorio particolare, noi abbiamo sollevato questa tematica qua. In campo agricolo si può costruire un impianto entro il 10% della superficie coltivata. Noi in Sardegna però abbiamo una attività imprenditoriale che è quella dell'ovicaprino con il pascolo brado. I terreni del pascolo brado non rientrano in quelle caratteristiche, quindi potrebbero essere tutti soggetti a grandi parchi eolici, magari giustificati dalla coltivazione di un po' di foraggio. Ecco, noi crediamo che ci sia una peculiarità da salvaguardare, che ci sia anche una programmazione rispetto ai progetti presentati sulla qualità degli stessi, sulla qualità delle imprese che lo presentano. Non tutti quelli che sono presentati, siamo consapevoli, verranno approvati, però visto che si è partiti in ritardo bisogna recuperare tutto quel tempo perduto. Il cronista ricorda che già da 2 anni fa nel mondo della cooperazione, soprattutto Lega Coop, indicava nelle comunità energetiche un passo importante verso soluzioni innovative green. Sì, noi siamo ancora convinti che una regione che ha siano 120-125 cabine principali potrebbe fare di pari numero le grandi comunità energetiche, non le piccoline come qualcuno vuole promuovere che non si facciano. Già quelle sarebbero tra i più grandi progetti anche tra quelli presentati oggi in Sardegna.
Perché le comunità energetiche? Perché uno, non vanno a violentare il territorio, due, perché la ricchezza che si produce viene redistribuita tra la popolazione, le imprese, gli enti del territorio. Ecco la sostenibilità sociale ed economica che noi richiamiamo. Certo, per fare le comunità energetiche bisogna mettere insieme istituzioni, imprese, cittadini. Crediamo che gli enti locali debbano svolgere questo ruolo. Va bene quello di bloccare i grandi progetti che arrivano dall'esterno, ma si bloccano costruendo i grandi progetti che non turpano il territorio e che fanno crescere l'economia e la società sarda. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Melissa Floris, studentessa sedicenne di Paoli Latino, Miss Mondo Sardegna 2023, si prepara ad abdicare e cedere il suo scettro a colei che alla fine delle selezioni che avranno luogo in vari centri della Sardegna avrà a sua volta conquistato il titolo per l'anno 2024.
Poli Latino è iniziata l'avventura di Melissa e proprio da lì, ospitata nella splendida cornice del Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina, ha preso il via il nuovo percorso che porterà alla elezione di colei che dovrà rappresentare la Sardegna alle finali che designeranno chi a sua volta andrà nella sessione finale del concorso a contendere il massimo titolo. Il lavoro più difficile è proprio quello, riuscire a mettersi in contatto con le ragazze, tante di loro sono giovanissime, alla prima esperienza, quindi anche riuscire a trovare in loro cioè io per loro sono mamma chioccia poi alla fine, quindi il primo contatto lo prendo con loro, poi chiedo sempre di incontrare i genitori per spiegare un po' come funziona questo meccanismo delle selezioni. C'è tanta diffidenza, lo devo dire, e quindi io cerco di tranquillizzarli facendoli capire che comunque è una bella esperienza, un modo per conoscere anche delle nuove, creare delle nuove amicizie e vivere comunque, aumentare la propria autostima, quindi mettersi in gioco eccetera. Quindi anche una bella responsabilità, però ti assumi la responsabilità di prendere delle ragazzine e cercare di portarle avanti. Assolutamente sì, infatti talvolta le perdo in viaggio, qualcuna si demoralizza e qualcuna dice questi concorsi, perde diciamo fiducia perché si sostiene il luogo comune, questi concorsi sono truccati, non è così, talvolta si porta avanti, talvolta non vince neanche la più bella, ma ci sono tutta una serie di caratteristiche che fanno la differenza, ad esempio il carattere, il talento, per esempio Miss Mondo dà importanza anche al talento. Infatti in alcune selezioni strada facendo faremo proprio questo, delle prove talento di canto, ballo, recitazione e poi che vinca la migliore. Alla guida della lunga e impegnativa kermesse artistica, Marcella Piano dell'agenzia Miss Mondo Sardegna, nella doppia veste di imprenditrice e madre delle tante giovanissime partecipanti che le vengono affidate dai loro genitori. Un ambiente piacevole, ci racconta Marcella, dove le giovani aspiranti al titolo di Miss Mondo Sardegna si muovono con impegno e con serietà. Giovanna Sellaroli, 2022, Marta Capon, 2023, Melissa Floris. Questo è un trittico splendido, speciale, perché lei ha passato lo scettro a lei ha passato lo scettro a lei, che a sua volta alla fine di quest'anno dovrà passare lo scettro a qualcun altro. Quanto ti è piaciuto e quanto ti sei divertita e quanto ti sei arrabbiata? Vincere Miss Mondo è stata un'emozione fantastica perché comunque ti permette di provare nuove esperienze, nuove conoscenze e di fare tantissime esperienze nuove. Per me è stato emozionante donare la corona ad un'altra persona perché comunque provo del bene verso gli altri e quindi non mi ha fatto arrabbiare, è stata un'esperienza bellissima anche in questo caso. Grazie. E tu, la tua esperienza? Io sfilo da un sacco di anni, è stato un po' come coronare un percorso abbastanza lungo, è stato un anno molto intenso, molto bello, ho fatto tantissime nuove amicizie, mi ha arricchito tantissimo e credo che continuerà ad arricchirmi. Sono stata molto felice di cedere la mia corona a Melissa perché le ho voluto bene tutto l'anno che ha fatto da Miss, quindi ottimo. Forse tu sei proprio anche la più piccolina. Sì, sono la più piccola. Quindi le tue mamme cosa hanno detto? Erano contente, sì, è stata una bellissima esperienza e anche una grandissima soddisfazione aver vinto il titolo e vedremo chi lo vincerà quest'anno. Alle volte la loro giovane età e l'esuberanza che le contraddistingue le portano a voler strafare. È allora che Marcella abbandona la sua veste di imprenditrice del mondo della bellezza e diventa una mamma affettuosa e con pazienza riporta l'ordine tra loro. Tanto lavoro ma anche tante soddisfazioni che rendono questo impegno piacevole e impegnativo nello stesso tempo. Oggi è una giornata speciale dedicata alla bellezza in un posto che emana bellezza da tutti gli angoli, il santuario nuragico di Santa Cristina, e in questo momento ci troviamo proprio nel Sagrato e ospitiamo il concorso Miss Mondo, sia perché una nostra compaesana è adesso la detentrice del titolo, sia perché appunto abbiamo pensato come amministrazione di promuovere la bellezza a 360 gradi, quindi di mettere insieme quella che è la bellezza del concorso con la freschezza delle ragazze che appunto fra un po' sfileranno in passerella, con quella che è la bellezza di questo posto magico che emana femminilità in tutte le sue sfaccettature.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Problematiche ambientali delle bioplastiche, energia alternativa dai rifiuti e applicazioni dell'intelligenza artificiale per risolvere i problemi del settore dei rifiuti. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel Simposio Internazionale Biennale Sardinia sulla gestione circolare dei rifiuti, recupero di risorse e discarica sostenibile, che si svolgerà a partire dal 9 ottobre presso il Centro Congressi del Forte Village a Santa Margherita di Pula. Nel corso del simposio verrà assegnato il premio internazionale Sardinia a Life for Waste, selezionato sulla base della valutazione di un comitato scientifico internazionale. Con orgoglio presentiamo una iniziativa che arriva oramai alla sua 19ª edizione, il Simposio Sardinia, e ringrazio di cuore il professor Raffaello Cossu perché in tutti questi anni, oltre che ad essere stato l'inventore del simposio, lo ha alimentato e divulgato a livello internazionale fino a farlo diventare quello che oggi possiamo certamente definire il più importante incontro annuale dal punto di vista scientifico, accademico in materia di rifiuti. Noi sappiamo che la crescente attenzione per il mondo e la tutela dell'ambiente pone sicuramente la questione dei rifiuti, dell'economia circolare, della transizione ecologica come centrale in tema di sostenibilità e di qualità della vita non solo urbana ma complessiva del pianeta. Sotto questo profilo non è un caso che questo simposio si svolga in Sardegna, perché la nostra isola ha rappresentato da sempre un'avanguardia nei principi di processo e di prodotto nel trattamento dei rifiuti solidi in particolare, laddove, come ricorderete, ma come meglio di me ricorderà il professor Cossu, grazie alla sinergia tra la Regione e il mondo accademico isolano,
il sistema dei rifiuti ha goduto della prima normativa in Europa che ha stabilito il ciclo dei rifiuti integrati, ha per la prima volta visto tecnologie all'avanguardia come il primo termovalorizzatore a letto fluido con Macomer, che è stato il primo ad ospitarlo, e abbiamo sempre rappresentato anche dal punto di vista scientifico, grazie a queste ricerche e a queste sperimentazioni, un sicuro punto di riferimento. Saranno presenti in questo caso le figure che di più e meglio hanno contribuito alla ricerca e ai risultati in questo specifico settore. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al professor Cossu che illustrerà nel dettaglio l'iniziativa. Bene, nel 1987 io ero in precedenza ero al Politecnico di Milano dove ho studiato e dove ho iniziato la carriera, e poi ho vinto la cattedra qui, dove ero arrivato a Cagliari, ed ero arrivato a Cagliari grazie proprio alle conoscenze di tecnici e di funzionari della regione sarda, che erano considerati i migliori tecnici che esistevano in Italia a livello regionale. Parlo di Paola Cannas, Franca Liuzzi, la Ledda, insomma un apparato di giovani che venivano al Politecnico di Milano per seguire i corsi di aggiornamento che noi facevamo proprio in materia di gestione dei rifiuti. E uno può pensare, i tecnici se ne vanno in vacanze, stavano lì dalla mattina fino a sera a seguire e partecipare, e da allora era nata appunto l'amicizia. Quindi quando c'era stata la possibilità appunto di una cattedra a Cagliari avevo subito fatto domande, ero tra l'altro molto giovane. E ovviamente avevamo avuto proprio un finanziamento proprio iniziale dall'assessorato alla programmazione, dopodiché il simposio rappresenta una cosa proprio molto particolare, di cui siamo molto contenti, che si autofinanzia. E si autofinanzia con le quote di iscrizione di tutti i partecipanti, inclusi gli autori. Anzi, gli autori devono pagare la quota di iscrizione nel momento in cui il lavoro gli viene accettato, perché c'è una richiesta di lavoro internazionale, e noi abbiamo una partecipazione che è sempre oscillato fra le 1000 e le 600 persone in funzione degli eventi internazionali. Tutto si lega in questo, perché la comunità scientifica internazionale, che sia nel settore del waste management, che sia nel settore della ricerca legato all'Einstein Telescope, che sia nel settore della ricerca del riutilizzo delle miniere di carbosulcis per distillare l'argon, ecco, tutto questo messo insieme cerca di costruire l'immagine di un'isola ecosistema favorevole agli investimenti in termini di ricerca, innovazione e sviluppo. Lasciatemi chiudere con un'annotazione anche sulla figura di Raffaello Cossu, che, come avrete avuto modo di vedere e vedrete nel corso del simposio, rappresenta un'eccellenza sarda e un'autorità indiscussa nella materia. Oltre che la sua carriera accademica, è stato il direttore della rivista scientifica internazionale più importante di questo settore, è un sardo, orgogliosamente sardo, lo ha rivendicato anche in questa occasione, e poi ha fondato anche una ulteriore rivista che è decisamente interessante, Detritus, della quale è oggi stesso rappresentante. Quindi ci fa piacere poter avere in Sardegna per questo simposio il top della comunità scientifica internazionale della ricerca in materia ambientale, di gestione dei rifiuti, e potrà essere un'occasione di confronto per tutti. Professore, dal 13 ottobre partirà Sardinia il simposio sulla gestione circolare dei rifiuti, un simposio biennale che però a partire da quest'anno sarà annuale. Sì, l'idea è proprio quella, cioè nel senso che prima avevo tenuto la cadenza biennale perché la produzione scientifica dei rifiuti non era tale da giustificare
un appuntamento ogni anno. Però la produzione sta crescendo, ma soprattutto sta crescendo l'interesse a colloquiare di più col mondo della ricerca, anche da parte dei decisori politici. Molte della materia dei rifiuti è una materia complessa, un po' comunque paradigmatica di quello che succede nella società. Noi abbiamo avuto poco tempo fa un esempio che ha portato proprio il mondo scientifico a essere molto consultato dai politici, è stato il caso del Covid, con tutto quello che può significare di ricercatori che non pensavano allo stesso modo, di sensibilità politiche diverse, di vie di uscita dalla situazione declinate in modo diverso. Però intanto l'ancoraggio alle conoscenze scientifiche è stato comunque importante, e il risultato è anche, e questo a livello mondiale, il risultato che oggi, se uno si prende il Covid non si dispera, non c'è più quel rischio di mortalità che c'era in precedenza. E adesso anche nella gestione dei rifiuti è un tema molto orecchiabile, per cui tutti si sentono autorizzati a parlarne, a discettarne in qualche modo, però girano spesso anche notizie false, e si crea dei mainstream, cioè dei pensieri un po' univoci, ad esempio riciclare è bello, l'economia circolare, le società rigenerative, eccetera. Ovviamente recuperare risorse, risparmiare risorse è una scelta importante. Dai rifiuti si possono ricavare risorse materiali e risorse energetiche importanti, tipo i biocombustibili dalle frazioni putrescibili dei rifiuti, il biometano, il bioetanolo, cioè cose significative. Nel fare questo però possono esistere dei problemi. Ecco, chi si muove nel mainstream a volte cerca di nascondere i problemi. Ed è un errore. Un medico che per esempio di una terapia, che ti dà una terapia positiva perché ti risolve un problema, ma ti tace o non fa niente per affrontare eventuali effetti collaterali che possono anche essere gravi, sarebbe un cattivo medico. Ecco perché a livello della ricerca si parla dei problemi ambientali che possono creare le bioplastiche, che proprio perché si degradano possono rilasciare contaminanti, microplastiche, magari nel compost, che poi si possono trasferire alla frutta e alla verdura, e queste microplastiche entrano nel circolo, sono trovate nel sangue, per cui si possono accumulare negli organi. Che cosa non possono creare nel futuro? Ha senso riciclare al 100% la plastica nelle bottiglie? Quando una bottiglia è plastica riciclata, è il risultato che rilascia più microplastiche. Ecco, tutte cose di questo tipo sono cose che ci servono non per dire non facciamole, però attenti a problemi che possono nascere, perché oltre che gli impatti ambientali di un inceneritore, di una discarica, gli effetti indiretti sono più subdoli e per certi versi più pericolosi, perché se io vivo lontano da una discarica, dico, sono tranquillo. Se invece io bevo una bottiglia riciclata, la posso bere qui in Sardegna, la posso bere in Sicilia, la posso bere nel Veneto, e quindi creando un impatto indiretto molto più pericoloso perché diffuso. Il 13 ottobre verrà consegnato un premio a due giapponesi, per quale motivo? Ecco, è un premio che viene assegnato dal 1991 ed è un premio che premia una carriera scientifica, si chiama Life for Waste, una vita per i rifiuti, e i due che lo vincono quest'anno sono il professor Matsuto dell'Università di Hokkaido, nel nord del Giappone, e il professor Matsufuji dei Fukuoka, che è invece al sud, e hanno sviluppato delle tecniche con le loro ricerche di sistemi di areazione delle discariche
discariche per stabilizzare i rifiuti, soprattutto i rifiuti putrescibili, ed rendere le discariche sostenibili, che quindi non emettano i contaminanti che possono emettere ora e che minacciano soprattutto le falde, oltre che dare origine a gas ad effetto serra. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questo fine settimana siamo in chiusura di trasmissione e lo facciamo con la protagonista dell'evento più importante dell'ultima settimana, quella che se n'è andata, Maria Amelia Lai, che ha organizzato per la quarta volta il congresso nazionale della Confartigianato Sistema Imprese, dedicato al tema di grande attualità, quello dell'energia. Un tema a cui voi, Amelia, pensate da tantissimo tempo, da 19 edizioni. Lo pensiamo da tantissimo tempo, chiaramente l'organizzazione è stata fatta dai consorzi che fanno riferimento a Confartigianato, che lavorano per le nostre imprese, che tentano in qualche modo di sostenere le imprese nella scelta e nel dosaggio delle varie bollette. Bollette che sono diventate carissime, voi addirittura avete avuto tra i vostri ospiti nel fine settimana Luigi Di Maio, che è il rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo Persico, da dove arrivano grandi approvvigionamenti. Assolutamente sì, il suo è un intervento che è andato soprattutto su ciò che può essere per noi quel territorio dal punto di vista imprenditoriale. L'Arabia Saudita per esempio sta decidendo, sta progettando di costruire addirittura delle città lunghissime dove sarà tutto da costruire, dove le piccole e medie imprese potrebbero avere una sorta di spazio per andare a lavorare e fare questo genere di gemellaggio internazionale dal punto di vista delle costruzioni. Che cosa vi ha insegnato la 3 giorni di questo
19° appuntamento. Ci ha insegnato che è venuto il tempo che non si può più soltanto chiacchierare. Noi per tanti anni stiamo formando le nostre imprese, stiamo cercando di dare a loro persone che abbiano competenza, che li possano sostenere e seguire nelle scelte energetiche, soprattutto nell'idea di rendersi indipendenti, e questo lo si può fare se ci si mette in regola anche dal punto di vista delle riqualificazioni dei capannoni industriali, dei capannoni artigianali, ma chiaramente per poterlo fare le imprese hanno necessità che alcuni sostegni, che sono quelli che poi la Regione Sardegna o anche il governo italiano potrebbero investire, anziché sperperare il denaro in scelte probabilmente insane, questo potrebbe essere una modalità giusta, mettere le imprese in condizioni di rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Ne abbiamo già parlato nel corso del telegiornale la scorsa settimana. Uno dei temi più dibattuti nell'ultimo periodo è quello di una possibile invasione di impianti eolici onshore e offshore, fotovoltaico, agrivoltaico sul territorio della Sardegna. Almeno così il governo è intenzionato a fare dai tempi di Mario Draghi. Questo ci preoccupa moltissimo perché ci dicono cosa vogliono fare ma non in che modo lo vogliono realizzare. Il fatto che vogliano rendere sostenibile dal punto di vista energetico la Sardegna va benissimo, noi abbiamo il sole, abbiamo il vento, ma non sarà certo costruendo queste cattedrali nel deserto che abbiamo già viste in diverse epoche, non hanno portato né benessere alla Sardegna e neanche aiuto al nostro territorio. Andiamo alle conclusioni. Sempre la scorsa settimana la Corte dei Conti ha analizzato la situazione contabile dell'amministrazione regionale per quel che riguarda il 2022 e il giudice Tridico ha richiamato la presidenza della regione al fatto che i soldi vengono spesi in tempi molto lunghi, che ci ritroviamo con quasi 3 miliardi di avanzo di cassa e qualcuno dice che questi miliardi sono anche di più. Questo è preoccupante ancora di più perché ci preoccupavamo moltissimo di non avere soldi e invece ci rendiamo conto che i soldi c'erano e probabilmente erano messi in qualche cassettino, non si sa bene per quali evenienze. Ora le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, le imprese di Confartigianato hanno proposto moltissimi progetti alla Regione Sardegna, soprattutto quello di rendere strutturale la 949 che sarebbe una grande opportunità, semplicemente perché è l'unica norma che ha dato un moltiplicatore di 1 a 3. È quello che è riuscito a sostenere nei periodi più pessimi, proprio pessimi della pandemia, sostenere tutto il mercato economico del nostro territorio, perché gli artigiani hanno investito nonostante tutto e la 949 è stato un grandissimo aiuto. Se i fondi venissero aumentati dentro questa norma e se ci si mettesse anche una velocizzazione dell'arrivo dei denari, perché se io faccio l'investimento e gli stessi i soldi dell'investimento mi vengono dati 2 o 3 anni dopo, non sono più connessi all'investimento ma non mi servono più, a quel punto io l'ho già fatto con i miei soldi e probabilmente ho dovuto togliere risorse da altre parti. Dottoressa Lai, proprio nell'ultima puntata abbiamo avuto il nostro ospite Ciro Rubio di Finsardegna che ha parlato del problema della 949 gestita da Artigiancassa per molti anni, ma pare che tutto si sia fermato perché un altro istituto di credito ha fatto ricorso. Non credo sia questa la problematica, credo invece che la burocratizzazione della 949 sia dovuta non soltanto a fattori politici, ma proprio invece a fattori tecnici all'interno della macchina burocratica della Sardegna. Grazie davvero Maria Amelia Lai, presidentessa del sistema imprese di Confartigianato. Anche per questa settimana abbiamo concluso, ci rivediamo tra 7 giorni. Grazie ancora. Grazie a voi.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.